Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tragedia a Palazzolo Acreide. Durante un campus estivo un bimbo di 10 anni cade e muore in un pozzo. Inutili tentativi di soccorso, ferito anche l'operatrice che ha tentato di soccorrerlo. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Mascali. La vittima, Antonio Raciti, aveva scoperto che la sua fidanzata si sentiva anche con il suo omicida. Al vaglio degli inquirenti i telefoni dei due uomini. Lanciano un ordigno contro un'auto dei carabinieri per scommessa. Illesi militari, arrestato un 22enne, tra le ipotesi quella di una challenge sui social. Ustica 44 anni dopo, manca ancora la verità sulla strage del DC-9 precipitato misteriosamente in mare il 27 giugno del 1980. Il presidente Mattarella torna a chiedere la collaborazione dei paesi amici. Emergenza rifiuti a Catania, si raccolgono tonnellate di spazzatura, a Librino si cerca di recuperare il terreno perduto, ma sacche di inciviltà rallentano il processo di cambiamento voluto dal sindaco Trantino. A Palermo una chat su Telegram indica tempestivamente agli automobilisti la presenza di posti di blocco. Le segnalazioni arrivano soprattutto la notte e nel fine settimana. Calcio, il Palermo gioca a carte scoperte, vogliamo la Serie A, dicono Dionisi e De Santis. In Serie C il Catania ufficializza il primo colpo di stagione, si tratta del centrocampista Gianluca Carpani. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con una notizia drammatica di cronaca. Un bimbo di 10 anni cade in un pozzo artesiano e muore. La tragedia nelle campagne di Palazzolo Acreide, nel siracusano, salvata l'educatrice che si era calata per provare a soccorrere il piccolo. Il servizio di Francesco Aloi. Doveva essere una giornata di gioco ed invece è finita in tragedia. Siamo in contrada Falabia, nelle campagne di Palazzolo Acreide. Qui un bimbo di 10 anni è morto, cadendo in un pozzo profondo 15 metri. Tutto è accaduto poco prima delle 13 nel casolare che vedete in fondo alle mie spalle. Si chiamava Vincenzo, era qui per un grest estivo organizzato da una cooperativa che si prende cura dei disabili. Secondo una prima ricostruzione, pare sia salito sulla copertura del pozzo artesiano finendo giù. Mi ha ricordato subito vedere i Vigili del Fuoco, le immagini di tanti anni fa quando c'era Alfredino Rampi nel pozzo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno fatto di tutto, ma il pozzo per metà era pieno d'acqua. Aveva provato a salvarlo anche un'educatrice di 54 anni. Non c'è riuscita. I pompieri hanno soccorso anche lei. Abbiamo sperato, dopo che è uscita viva l'educatrice, e speravamo, non era il momento di fare domande, di chiedere cosa aveva visto, com'era la situazione. Anche perché ovviamente la preoccupazione era sia per l'educatrice, che era, diciamo, in quel momento asfissiata ovviamente, in mancanza di ossigeno. Il sindaco conosceva Vincenzo, lo ricorda così. Educatissimo, una perla che va via, una perla che... I bambini sono cose preziose. Le vite umane valgono, ma non tanto quanto quelle dei bambini, quindi perdere un bambino è qualcosa di terribile. Adesso è il momento del dolore e delle responsabilità. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo, si indaga per omicidio colposo. E adesso a Mascali ci sarebbe una donna dietro l'omicidio avvenuto ieri nel Catanese. Questa è la novità delle ultime ore emersa dalle indagini dei carabinieri. Antonio Raciti, questo era il nome della vittima, aveva scoperto che la sua fidanzata si sentiva anche con il suo omicidio. Al vaglio degli inquirenti i telefoni dei due uomini. Desiree Ferlito. Forse una donna dietro l'omicidio di Antonino Raciti nel Catanese, un omicidio che con il passare delle ore assume sempre più i connotati di un delitto passionale. Questa è la novità che starebbe emergendo nelle indagini dei carabinieri di Mascali.
Antonino Raciti, la vittima, a quanto pare aveva scoperto che la sua fidanzata si vedeva anche con l'assassino, una relazione che si è rivelata fatale. Al vaglio degli inquirenti, oltre al racconto di un vicino di casa, anche i telefoni della vittima e dell'assassino. Sui 2 apparati è stata disposta una copia forense, grazie alla quale verranno trascritte le conversazioni intercorse nella giornata di ieri tra l'omicida e Raciti, e forse anche con la donna contesa, che sarebbe a questo punto il movente cardine dell'omicidio. Non è escluso che il pubblico ministero possa anche richiedere esami più approfonditi per recuperare i dati cancellati. Sono dei supporti, ovviamente sono ancora atti sottoposti al segreto istruttorio. Reputo che però potrebbero essere d'impulso sia per individuare 2 aspetti importanti in ordine sia al movente sia anche alle circostanze del reato, altro non posso aggiungere. Secondo quanto emerso, i 2 si sarebbero dati appuntamento in centro a Mascali per un chiarimento, ma la discussione sarebbe poi degenerata in una lite durante la quale Raciti avrebbe offeso la figlia di Blanco. Questa la scintilla che avrebbe scatenato la sua furia omicida. Il fatto poi che quest'ultima avrebbe portato con sé le forbici da casa potrebbe far scattare l'aggravante della premeditazione. Mascali è una comunità sotto shock, in pochi oggi vogliono commentare. A Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, un 22enne ha lanciato un ordigno rudimentale contro un'auto dei carabinieri. È stato arrestato, adesso si indaga sui motivi, forse alla base del gesto folle. Una sfida sui social. Francesco Trioli. Probabilmente una challenge, così le chiamano le sfide al limite che vengono pubblicate sui social. Potrebbe essere questo il movente che ha portato un 22enne di Santo Stefano di Camastra nel Messinese a compiere un gesto inusuale, lanciare un ordigno rudimentale contro un'auto dei carabinieri mentre 2 militari stavano salendo a bordo. L'esplosione, per un caso fortuito, non li ha raggiunti direttamente, ma alcune gocce di acido cloridico sono finite sulla divisa di un militare e hanno danneggiato l'auto di servizio. Ad avvalorare la tesi della sfida sui social il fatto che il giovane avrebbe ripreso alcune delle fasi preparatorie sino al lancio dell'ordigno e alla sua deflagrazione, con l'intento, l'ipotesi dei carabinieri verosimile, di poi pubblicarla online. Il ragazzo si è appostato vicino alla compagnia carabinieri e ha lanciato l'ordigno artigianale fabbricato miscelando all'interno di una bottiglia di plastica acido cloridico e carta stagnola con un innesco. Il giovane sarebbe fuggito chiedendo un passaggio a un automobilista, ma è stato bloccato. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento di ordigni artigianali anche più potenti di quello utilizzato, i vestiti indossati, il contenitore dell'acido cloridico, svariate formule chimiche e un petardo realizzato con del nastro di carta. L'ispezione del cellulare ha consentito inoltre di accertare che il ragazzo da tempo avesse cercato sul web le modalità di confezionamento di ordigni. Il 22enne era tornato a Santo Stefano di Camastra dopo un breve periodo trascorso volontariamente in una comunità terapeutica di Amelia, in provincia di Terni. Il 27 giugno del 1980 la strage di Ustica, 40 anni di ferita aperta, anzi 44 anni di una ferita che resta ancora aperta, così almeno ha detto il presidente Mattarella, che torna a chiedere l'aiuto dei paesi amici. Noi sulla vicenda abbiamo sentito il collega del Corriere della Sera Felice Cavallaro, che proprio su Ustica aveva parlato con il leader libico Gheddafi. Si parla sempre di una breccia nel muro di gomma per capire cosa c'è dietro la strage di Ustica. Il punto è che un'indicazione la diede proprio Gheddafi nell'85-86, quando con Tony Zermo della Sicilia andammo insieme con il presidente della regione di allora, Rino Nicolosi, da Gheddafi per recuperare un po' di pescatori che erano stati arrestati. Ma in quella tenda, al centro della Libia, io chiesi a Gheddafi cosa sa della strage di Ustica e lui rispose: lo sanno gli americani, chiedete a loro e ai francesi. Fu la traduzione che fece l'ambasciatore libico a Roma e che stava insieme con noi. È incredibile, ma questa stessa frase l'ha riproposta pochi anni fa in un'intervista alla Repubblica Giuliano Amato. È la stessa frase di Gheddafi. E allora c'è il problema che
in quella base della Corsica i francesi hanno visto e probabilmente partecipato a qualcosa che ci hanno nascosto, e l'Italia avrebbe tutto il diritto, come diceva anche Amato, di sapere e di continuare a chiedere, soprattutto ai francesi, i cugini più vicini. Adesso parliamo dell'emergenza rifiuti a Catania, in corso la raccolta di tonnellate di spazzatura, a Librino si cerca di recuperare il terreno perduto, ma sacche di inciviltà rallentano il processo di cambiamento che ha chiesto il sindaco Enrico Trantino. Il servizio è di Tonino De Mano. Caricano tonnellate e tonnellate di spazzatura e per fare prima utilizzano ruspe e bobcat che non si fermano un attimo. L'emergenza rifiuti in cui sono piombati Catania ed altri 200 comuni della Sicilia orientale richiedono un lavoro straordinario per cercare di liberare le strade dall'incubo immondizia. Autocompattatori che fanno la spola con la discarica di Lentini. Qui siamo sul viale Grimaldi a Librino ed in mezz'ora il mezzo che vedete è stato riempito. Da queste parti, così come nella vicina San Giorgio, gli appelli del sindaco Trantino non sono stati recepiti, segno evidente che in molti ancora si ostinano a non effettuare la raccolta differenziata. Molto più semplice sbarazzarsi del sacchetto dall'auto in transito, come avviene anche sotto gli occhi degli operatori di Ecocar. E mentre le ruspe sono in azione, alcuni residenti tirano un sospiro di sollievo, ma sono già consapevoli che non sarà un intervento definitivo. Adesso la stanno raccogliendo, tra un'ora, 2 ore sarà di nuovo, non dico allo stesso punto, ma quasi. In percentuale, quanto è colpa dei catanesi? 90? Ogni giorno, ogni sera, ogni pomeriggio buttano la spazzatura, non solo la spazzatura, salotti, divani, tutto, di tutto, frigoriferi, di tutto. È capitato mai di dire qualcosa o quantomeno cercare di dire qualcosa a questa gente? Ma come faccio? Sono persone che proprio non si ci può ragionare. Non possiamo stare, dobbiamo stare sempre chiusi, con questo caldo non possiamo stare. Poco più giù, a ridosso di Viale del Maggiolino, un'altra ferita attende di essere sanata. A provocarla altri cittadini catanesi che, senza il minimo rispetto delle regole, deturpano l'ambiente, senza ritegno e senza sosta. Davvero vergognoso. Il secondo fine settimana estivo segna 17 città con il bollino rosso, anzi scusate arancione per le ondate di calore e il rischio incendi, tra le quali Palermo e Catania. I meteorologi stimano temperature massime di oltre 40 gradi al sud, ben 10 gradi sopra la media del periodo. Il picco dell'anticiclone africano sarà raggiunto nel fine settimana con 42 gradi in Sicilia. Cambiate strada, c'è un posto di blocco. Queste le segnalazioni che arrivano in una chat di Telegram, informazioni che appunto danno notizie sui posti di blocco, in un canale del sito di messaggi ci si scambia appunto queste informazioni sulla presenza di polizia e carabinieri appunto per evitare i posti di blocco. Marco Ulla. Occhio, posto di blocco in via Roma, evitate di passare da lì. Le informazioni sui posti di blocco delle forze dell'ordine a Palermo corrono direttamente su una chat di Telegram. Posti di blocco Palermo, si chiama così e conta circa 200 membri. L'obiettivo ovviamente è quello di evitare di essere fermati dalle pattuglie, soprattutto nel weekend, quando i controlli vengono accentuati. L'etilometro diventa il nemico da evitare, da dribblare, e allora chat come questa diventano alleate di chi vuole guidare sotto effetto di alcol o stupefacenti. Le segnalazioni arrivano soprattutto la notte. Non passate dalla stazione centrale di Palermo, diverse pattuglie mi hanno fermato, a me è andata comunque bene. Il codice della strada è molto chiaro, non c'è reato, ma chiunque segnali su chat o sui navigatori satellitari la presenza di autovelox o posti di controllo compie un illecito amministrativo, punito con una sanzione di 802 euro. E adesso parliamo della politica. Dopo la cavalcata trionfale a Roma del presidente Schifani e dell'assessore Tamaio, che hanno ufficializzato le scelte del partito che manda a Bruxelles Marco Falcone e Caterina Chinnici, ora tocca alle trattative per il rimpasto nella giunta di governo regionale. Gli equilibri da trovare sono tanti e allora Schifani è già al lavoro. Maglio Viola.
Fatte le scelte per l'Europa, adesso tocca alla giunta di governo alla regione. Il passaggio trionfale di Schifani e Tamaio ieri a Roma è solo una tappa della crescita di Forza Italia, ma bisogna fare i conti con gli alleati. 2 posti a disposizione degli azzurri, bisognerà sostituire Marco Falcone e probabilmente l'assessore alla sanità Giovanna Volo, che dovrebbe lasciare. Edi Tamaio vuole una delega pesante, ma l'area Falcone invoca il leader nazionale Antonio Tajani come garante di equilibrio fra le correnti. In gioco ci sono poi i moderati. Se Massimo Dell'Utri, almeno per il momento, non andrà a Bruxelles, il partito che ha contribuito al successo di Forza Italia ed è parte integrante del progetto per portare gli azzurri al 20% nazionale, chiede rappresentanza in Sicilia. Anche il Movimento per l'Autonomia chiede spazio, ma non lo si può dare sia a Romano che a Lombardo, con Cuffaro che ha già 2 assessori considerati intoccabili. Nella Lega in ballo il posto di Luca Sammartino e quello di Mimmo Turano, che però sarebbe intoccabile, chiede spazio l'ex eurodeputato Annalisa Tardino. Fratelli d'Italia non intende fare passi indietro, il partito sostituirà Elena Pagana per accordi interni dopo l'elezione di Ruggero Razza in Europa, ma Fabrizio Scarpinato non si tocca. Traballa invece Elvira Amata, dalla quale ci si aspettava di più. Dietro la porta c'è anche Giussi Savarino. Schifani potrebbe dare ad uno degli assessori meloniani la vicepresidenza che la Lega perderebbe per il calo di voti. Per riequilibrare tutto potrebbe esserci un complicato valzer di deleghe, ma anche questo non è semplice. Adesso parliamo delle donne di Matteo Messina Denaro. Per la Procura di Palermo sono evidenti le prove a carico di Martina Gentile, figlia dell'amante del boss, ai domiciliari già da dicembre. Si può saltare l'udienza preliminare e andare direttamente al processo. Laura Spanò. Va a processo immediato, saltando l'udienza preliminare, Martina Gentile. Per la Procura di Palermo sono evidenti le prove a carico dell'insegnante di 32 anni di Campobello di Mazzara, che nelle lettere con Matteo Messina Denaro si firmava Tan. La donna, che si trova ai domiciliari dallo scorso dicembre, è indagata per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena, in quanto avrebbe favorito la latitanza di Messina Denaro. A chiedere al GIP il giudizio immediato i PM della DDA di Palermo, Gianluca De Leo e Piero Padova. Gentile è figlia di Laura Bonafede, che fu compagna del boss, arrestata e accusata di associazione mafiosa per aver aiutato il capomafia durante la latitanza, per averne gestito le comunicazioni riservate e per esserne stata la fedele emissaria. Martina Gentile è madre di una bambina, come risulta da decine di pizzini sequestrati al boss deceduto, a cui era legatissima e che per anni l'ha cresciuta come figlia. Interrogata dal GIP dopo l'arresto, aveva scelto di non rispondere, ma aveva voluto fare dichiarazioni spontanee per dire di essere stata affezionata a Messina Denaro quando era bambina, ma di avere capito che quell'affetto lui non lo meritava. La Gentile, il cui padre naturale Salvatore sconta 2 ergastoli per omicidi commissionati dal padrino di Castelvetrano, ha raccontato al GIP di avere visto il vero volto del boss, compresa la sua relazione con la madre, solo recentemente. Anche per questo avrebbe cercato di prendere le distanze dall'ambiente in cui era cresciuta, andando a insegnare a Pantelleria. La MTS, l'azienda municipale di trasporto pubblico e Sostare e il comune di Catania presentano i nuovi assunti, più uomini e mezzi per far rispettare le regole e fronteggiare la sosta selvaggia. Il servizio. Una foto di rito e gli applausi sanciscono l'assunzione di 29 ausiliari del traffico e di 8 autisti del settore rimozione chiamati dall'azienda metropolitana trasporti e sosta Catania SPA. Festa grande nel piazzale dell'autorimessa di via Plebiscito, dove sono stati esposti anche i nuovi mezzi, carro attrezzi, nuove vetture con il sistema Street Control e gli scooter, di cui verranno dotati gli ausiliari. Ed ecco a caldo le impressioni dei neoassunti. Emozionati e ricchi di aspettative positive. Siamo contenti, almeno io lo sono. Grazie. Vedo che lei sprizza gioia da tutti i pori. Sì, siamo contenti di entrare in questa azienda e speriamo di poter contribuire a migliorare i servizi per la nostra città. Soddisfatto il presidente Bellavia, che con più uomini e mezzi può far partire l'operazione legalità. Purtroppo, come noi sappiamo, l'organico della polizia locale è oggi insufficiente e il comune su questo sta provvedendo a nuove assunzioni e quindi gli ausiliari del traffico e in generale gli operatori dell'azienda possono essere di grande aiuto al comune nel cercare di contrastare alcuni fenomeni di cattivo costume. La speranza è di riportare un po' di ordine sulle strade di Catania. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio.
Ancora bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo che ieri ha presentato il nuovo allenatore Alessio Dionisi, il nuovo direttore sportivo Morgan De Santis. È partita dunque ufficialmente i motori sul prossimo campionato di Serie B da parte di Rosanero. Marco Gullà. Vogliamo la Serie A, ma senza Assilli. Parole dell'amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Alessio Dionisi e del direttore sportivo Morgan De Santis. Le risposte sono state chiare, senza troppi giri di parole. Dalle situazioni di Matteo Brunori e Jacopo Segre, entrambi restano e sono al centro del progetto, ai portieri con Mirko Pigliacelli che va verso la cessione e The Splash titolare. Ci piacerebbe migliorare la rosa con giocatori che conoscono il campionato italiano in quanto Serie A e Serie B. Probabilmente arriveranno giocatori della Serie A, arriveranno anche giocatori della Serie B, non so se arriveranno giocatori che la Serie B l'hanno fatta recentemente o l'hanno fatta anche in passato. Per quello che avevo richiesto pazienza, avevo parlato prima di pazienza perché stiamo provando a portare profili anche internazionali che si contendono realtà che non sono più importanti del Palermo ma che possono garantire la categoria superiore. Una rosa da impreziosire con arrivi importanti come Van de Purte dal Catanzaro, Mazzitelli e poi Nicolau, calciatori che potrebbero aumentare la qualità della squadra. Trattative avviate e che potrebbero già essere definite nei prossimi giorni. Colpo di mercato per il Catania, Gianluca Carpani è un nuovo giocatore rossoazzurro, il club del presidente Pelligra sta per chiudere anche con il portiere Adamonis, 3 arrivi in casa Trapani. Marco Carli. Gianluca Carpani, il Catania si assicura un giocatore che ha fatto vedere le sue qualità e che è adatto al gioco di Toscano. Nato ad Ascoli nel 93, 10 gol e un assist nell'ultima stagione nella Recanatese, mediano ma anche trequartista, 10 reti in campionato per lui anche nella stagione precedente. Insomma, il giocatore nel pieno della carriera è pronto a dare manforte al Catania per i prossimi 2 anni dopo le esperienze con Ascoli, anche in B, Fano e poi Rieti e San Benedettese. L'altro colpo prossimo all'ufficializzazione per il DS Faggiano è quello di Adamonis, portiere della Lazio che ha giocato a Perugia nell'ultima stagione. Radiomercato dà praticamente per fatta la trattativa con D'Andrea per l'attacco che ha definito con i rossoazzurri sulla base di un triennale. Il Catania che lavora anche sulle partenze. Sono tanti i giocatori che dovrebbero lasciare il club in prestito in via definitiva. La Serie C in attesa della composizione dei gironi che avverrà venerdì e soprattutto del gruppo in cui saranno inserite le 3 under 23, Juve, Atalanta e la novità, il Milan. La suddivisione avverrà tramite sorteggio, le 3 squadre nei prossimi 3 anni ruoteranno nei vari gironi. In casa Trapani invece si muove tanto, le ambizioni sono parecchie. I Granata hanno chiuso per Fall, attaccante della Giana Erminio, 16 gol nell'ultima stagione, così come per Udo Dal Gubbio e per Seculin che difenderà la porta granata. Con un breve comunicato stampa dopo un incontro tra il presidente Pietro Sciotto e il tecnico Giacomo Modica, la CR Messina ha reso noto che è stato raggiunto l'accordo per la prosecuzione del rapporto con Mister Modica, così recita ufficialmente la nota. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.